Buongiorno a tutti. Anch'io naturalmente porgo gli auguri al vicepresidente della regione, perché anche per l'amicizia che abbiamo personale. Ma al di là di questo, oggi sono veramente lieto di portare i saluti dell'amministrazione provinciale e della presidente Barbara Regni. Anch'io mi associo naturalmente a quello che ha anticipato il sindaco di Piazzola, e devo ringraziare veramente, oltre al vicepresidente, anche tutta la struttura della regione Veneto per aver portato nel territorio della provincia di Padova un evento del genere. Si parla di un grandissimo evento culturale, di arte, e acquista ancora più valore nel territorio dell'Alta Padovana. Perché? Perché di solito nel nostro territorio siamo conosciuti come il territorio del lavoro, dell'impresa, eccetera. Invece abbiamo anche tantissime posti culturali, percorsi che devono essere valorizzati, e dunque è veramente un ringraziamento che faccio come provincia per aver scelto Padova, per aver scelto l'Alta Padovana e il Piazzolese, e per aver portato dei relatori che susseguiranno in questa giornata di presentazione, a cominciare dal professor Daverio, in questa sala, che penso sia il massimo che possa offrirvi da contadini. Dunque dobbiamo proseguire in questa strada, perché la strada che la Regione Veneto sta trattando sull'aspetto culturale, d'arte, è molto importante, perché abbiamo dei posti da valorizzare, sia percorsi, ville e anche altrettante strutture. Come provincia non mi sento solo di ringraziarvi, di augurare a tutti un buon lavoro e naturalmente un buon proseguimento per questa giornata. Grazie ancora.